Poi zio Fiore la sera trasiva a casa dalla campagna e la moglie ci faceva trovare la bacinella con l'acqua calda. Allora io giusto settava e la moglie ci fece, ma vi rista chi già? E io ci fa, ma chi già chi? E gli fa, come chi già chi? La figlia di Guglielmo. E lui fa, che fece sta figlia di Guglielmo? No. E gli fa, come che fece? Si fece zita. Zita. E cucù si fece zita. E la moglie fa, abbassa la voce che ci sentono tutti qua. No, parla piano perché il vicinato. E dice, cucù si fece zita. Si fece zita con Giuseppe, no, il figlio di Scarparo. E che ci dà da mangiare, sto figlio di Scarparo, a questa creatura? E lei gli fa, abbassa la voce, no? E fa, ma come che ci dà da mangiare? Ma dove vivi tu? Non sai niente di quello che succede in questo paese, no? Fa, e ci dà da mangiare. Il padre ci ha accattato un calesce, poi ci ha accattato pure la giumenta, e poi il figlio fa un coscè, o chef, no? E fa un coscè. E gestricava sti peli, no? Perché Meschino Igi aveva certi calli che parevano delle arance, delle margherita, così, no? Mentre gestricava diceva, Giuseppina, ma stasera che mangiamo? E lei fa, tu che vuoi mangiare? E fa, maccaroni. De notte in nevere ritorno dareri tu funno che funno sento luna cantare. È iniziato dal mare, da Sciacca, nel 1892. E questa è la storia dell'emigrazione siciliana in Tunisia, dei nonni, delle nonne. Si imbarcarono a Sciacca e arrivarono alla Goulette. Dopo anni di giri per questo paese, e dove abbiamo, diciamo così, concluso la nostra presenza, la nostra esperienza familiare in questo paese che per me, per come l'ho vissuto, per come ho vissuto l'infanzia, per come ho vissuto la mia gioventù, posso considerare la Tunisia il mio secondo paese. Il primo è l'Italia e il secondo paese è la Tunisia, perché la Tunisia è il paese dove è nata mamma, dove sono nati mio fratello e mia sorella, dove sono nato io e dove sono sepolti i miei nonni e le mie nonne.